waki. Anya chere tati ako hikye. Anya na musia dia kora kara. Na kara kara weda kaga. No, 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 da mire. Sono nuovamente allo spazio Biosfera, ma oggi ho una grande novità. Sono in compagnia del direttore Mariani di Venezia Channel. Ciao Luigi, sono felicissima di averti qui con me. Ciao Sabrina, io sono altrettanto felice perché mi hai portato in uno spazio bellissimo, questo spazio Biosfera che io conoscevo e che ospita sempre interessanti iniziative. In particolare oggi siamo in una mostra fotografica di cui poi ci faremo dire di più. Perfetto, allora a tra pochissimo con nuove prospettive. Siamo allo spazio Biosfera per la mostra fotografica Nuove Prospettive. Siamo in compagnia di Fabio Corsatto, fotografo e anche curatore della mostra. Ecco Fabio, raccontaci un po' com'è nata questa idea di questa collettiva. Buongiorno, sono Fabio Corsatto, fotografo e curatore della mostra Nuove Prospettive. Siamo in 13 fotografi e siamo specializzati in varie tecniche, sia digitali che analogiche, e abbiamo raccolto le nostre opere ed esposto i nostri mezzi utilizzati. Terremo un piccolo workshop sullo sviluppo delle pellicole e siamo a disposizione per corsi fotografici di vario genere. Vi aspettiamo, grazie. Perfetto, allora tutti qui ad ammirare le opere dei 13 fotografi della rassegna Nuove Prospettive. No, 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 da mire. No, 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 da mire. Siamo sempre allo spazio Biosfera con il lato femminile della mostra Nuove Prospettive, con Lavinia, Mila e Desiree. Allora Desiree, raccontaci com'è essere una fotografa ai giorni nostri. Essere una fotografa direi che è difficile dare una definizione all'essere una fotografa, ma crediamo tutte e tre che sia molto importante dare la nostra visione del mondo attraverso le immagini, le fotografie che al giorno d'oggi siamo assolutamente pieni di tutte queste rappresentazioni visive, che però sono importanti anche perché hanno un'anima, no? Quindi anche esporle in questo modo attraverso una mostra, per esempio, dà tridimensionalità, dà importanza all'occhio di ognuna di noi, e quindi crediamo sia molto molto bello anche questo spazio e il fatto di essere delle fotografe al giorno d'oggi, diciamo. Fantastico, grazie Desiree, grazie ragazze e complimenti, venite a vedere le loro opere. No, no.